Buona giornata e ben ritrovati a 7 in punto, la trasmissione che apre come di consueto la giornata informativa di Telepadova 7 Gold. Appuntamento di un'ora come di consueto, due ospiti per parlare di attualità, temi di politica prevalente quest'oggi e soprattutto il buongiorno immediato all'assessore Davide Bendinelli. Buongiorno e ben trovato. Buongiorno a voi. Ben trovato assessore delle politiche sociali della Regione Veneto. Mezz'oretta di approfondimento appunto per toccare con l'assessore un po' di problemi che naturalmente non ce ne sono pochi appunto nel suo referato che ha recentemente appunto preso. Spieghiamo un pochettino appunto anche, Davide Bendinelli non è dall'inizio appunto della legislatura assessore, è entrato appunto da qualche mese al posto appunto dell'assessore Remo Sernagiotto. Sì, è stato un avvicendamento dovuto all'elezione del collega amico Remo Sernagiotto al Parlamento europeo. Poi il posto ovviamente era un posto che era stato destinato a Forza Italia, si è liberato proprio per l'elezione di Remo e il gruppo ha deciso in maniera unanime di propormi all'attenzione di Zai e poi Zai ha deciso di nominarmi come assessore alle politiche sociali della Regione. Lei arriva da consigliere in questo caso? Sì, sono stato eletto nel 2010, ho svolto il ruolo di Presidente della Commissione Agricoltura per quasi 4 anni, e adesso da qui da qualche settimana a questa parte fino a fine legislatura ricoprirò il ruolo di assessore alle politiche sociali. Ecco, veronese con una grande attenzione appunto come detto alle politiche sociali in un Veneto che ha sempre riversato grandi attenzioni in questo settore. Ma il Veneto, la Regione Veneto è tuttora considerata una regione a livello nazionale e viene presa come modello per le politiche sociosanitarie. È un primato che la Regione Veneto ha dimostrato di avere nel corso degli anni. Speriamo di poter continuare a proseguire su questa strada, anche se le difficoltà che stiamo incontrando sono molte, perché le ristrettezze economiche e finanziarie riguardano e toccano tutte le regioni e anche purtroppo anche la Regione Veneto. Dobbiamo fare delle scelte di priorità e per noi la priorità degli investimenti sociosanitari comunque abbiamo dimostrato di osservarle e di portarle avanti sempre con grande determinazione, concretezza e impegno. Ecco, arrivarci da consigliere significa anche aver avuto man mano nel corso del tempo anche in qualche modo una visione più da vicino di quelli che potevano essere i temi più delicati. È stato un avvicinamento graduale, ho avuto modo di fare esperienza in Consiglio per 4 anni, di scoprire un po' le dinamiche tipiche del Consiglio, di approcciarmi alle varie tematiche, legge finanziaria, bilancio, approfondire i vari settori. Quello del sociale è un settore al quale mi sono avvicinato con passione, dedizione, impegno, soprattutto entusiasmo, con la consapevolezza che è un settore difficile, dove purtroppo le tematiche sociali stanno diventando purtroppo sempre attuali, anche in conseguenza della crisi che stiamo vivendo, dalla quale non stiamo uscendo, e quindi l'impegno servono le risorse, serve il contatto umano, servono i rapporti con le varie associazioni del mondo del volontariato che si occupano insomma di questo settore. Speriamo di riuscire di svolgere al meglio questo ruolo. Impegno gravoso, non certo avvicinabile a un classico 9-17 come orario operativo diciamo durante il giorno, avete nel dettaglio anche tanti chilometri, tanti incontri, tante soluzioni da dover vedere. Se l'obiettivo è quello di svolgere questo ruolo con impegno e con la dedizione dovuta, bisogna fare tanti sacrifici. Io parto da casa la mattina molto presto e arrivo a casa la sera molto tardi. A volte la stanchezza si fa sentire, si rischia anche di crollare, ma comunque la priorità in questo momento è svolgere nel migliore dei modi questo ruolo e quindi il sacrificio è un qualcosa che abbiamo dato per scontato nel momento in cui abbiamo accettato questo impegno. Una parola chiave che citava poco fa è priorità. Come si fa a dare priorità a certi argomenti in un momento del genere? Sono la priorità perché la salvaguardia e il sostegno alle persone che versano in condizioni di difficoltà, persone svantaggiate, disabili, diversamente abili, e credo che rappresentino una priorità anche nella sensibilità di coloro che svolgono il ruolo di amministratori di enti pubblici, sia enti locali che in questo caso rappresentanti istituzionali come nel mio caso della Regione, e quindi è la priorità. Certo, ci sono 5-6 mesi che ci separano dalla fine della legislatura e noi dobbiamo
oggi proporre ai nostri cittadini veneti un qualcosa che non sia il libro dei sogni, non dobbiamo prenderli in giro, dobbiamo dire concretamente quello che riusciamo a fare. Sappiamo che scarseggiano anche le risorse economiche e finanziarie di cui la Regione può predisporre e quindi dobbiamo fare delle scelte che poi alla fine sono dettate da determinate esigenze e da, ovviamente, come ho detto prima, priorità. Il sociale in tante manifestazioni che hanno visto appunto associazioni organizzarle è sostanzialmente uno dei settori più penalizzati dai vari tagli. Sarà penalizzato probabilmente, ma non per una scelta politica della Regione Veneto, perché lo abbiamo dimostrato anche l'altro ieri. Abbiamo fatto un incontro con i rappresentanti di categoria delle associazioni delle scuole paritarie, la FISM, i quali si erano presentati a Palazzo Balbi un po' sul piede di guerra, perché avevamo ventilato l'ipotesi di un taglio al servizio di fondi. Poi la scelta politica prioritaria che abbiamo voluto portare avanti è stata quella di sostenerli fino in fondo, di trovare il modo di dare copertura finanziaria, cosa che faremo in una delibera che sarà portata all'attenzione della Giunta proprio nei prossimi giorni. Il dialogo è riuscito in questo caso? Il dialogo è riuscito, li abbiamo ascoltati con il cuore in mano e abbiamo deciso e abbiamo optato per trovare le risorse per questo servizio, perché riteniamo che l'educazione per i bambini, per coloro che si approcceranno domani al mondo della scuola e al mondo in generale, sia un investimento dal quale non possiamo prescindere. Abbiamo trovato la copertura per il servizio degli asili nido e delle scuole materne, quindi dai 0 ai 3 e dai 3 ai 6 anni, con 42 milioni di euro. È un bel impegno, è un segnale forte che abbiamo voluto dare alle famiglie che hanno deciso di iscrivere i propri figli nelle scuole, in questo tipo di scuole. 42 milioni di euro, un bilancio per le politiche sociali complessivo che di un bilancio di circa 896-900 milioni di euro circa, è un bilancio importante. Se sommato a quello della sanità, che è di 8 miliardi di euro, arriviamo a circa 9 miliardi di euro su un bilancio totale della Regione che è un bilancio di 12 miliardi di euro. Ecco, quando è partito nel 2010 come consigliere, sì, quanto era più o meno il... No, il bilancio allora più o meno era sempre quello, sì. Poi ci sono stati dei tagli dei trasferimenti da parte del governo che si sono ripetuti costantemente nel corso degli ultimi 4 anni. Quest'anno ancora arriveremo a chiudere il bilancio. È evidente che le risorse per la realizzazione di opere infrastrutturali e quant'altro non sono più quelle che c'erano 5, 6, 7 anni fa, ma perché è diminuito anche il gettito fiscale, l'economia è in crisi e la crisi ha toccato anche il Veneto purtroppo, e quindi diminuendo il gettito fiscale diminuisce la capacità di spesa non solo dei cittadini comuni, ma anche degli enti e degli amministratori. La cosa che mi preoccupa è il taglio che sta prospettando il governo a scapito delle regioni l'anno prossimo per un importo di 6 miliardi di euro. 6 miliardi che vanno a agire dove? No, 6 miliardi che toccheranno tutte le regioni, che toccheranno la regione Veneto per un importo di circa 400 milioni di euro. Questo significa che comunque dovremo anche noi pensare di arrivare a tagliare. Ci sono dei settori dove si può tagliare, altri dove non si può tagliare. È evidente che 400 milioni sono tanti. La coperta è corta, nel momento in cui si deciderà di coprire le spalle rischieremo di scoprire i piedi, per una logica matematica e numerica. E appunto su chiaramente 400 milioni complessivi di taglio, la base appunto per il sociale, c'è già un'idea di massimo o ancora tutto questo insomma, è un qualcosa in divenire, aspettiamo di fare i conti nel momento in cui abbiamo la certezza che questo avvenga. Oggi stiamo ragionando comunque sulla riduzione di un buon 30% dei servizi di tutti gli assessorati. Non abbiamo alternativa in questo momento se vogliamo chiudere il bilancio. Il sociale che è così vicino alla gente può sopportare un 30%, nel senso non ci sarebbe modo, qui lo stiamo discutendo io e lei sostanzialmente, non come soluzione, ma per poter avere qualche referato particolare che in qualche modo possa restare più vicino ai... Io credo ci siano dei fondi che possano essere tagliati nei vari assessorati e fondi che in altri assessorati non possano essere tagliati. Sono indispensabili e rappresentano poi alla fine l'ultimo baluardo anche di fronte ai tagli. Il sociale sicuramente e la sanità rappresentano 2 settori di fatto che alla fine devono essere salvaguardati. È evidente che c'è la necessità di razionalizzare le risorse, di trovare il modo di spendere al meglio queste risorse e questo sarà l'obiettivo che ci vogliamo porre.
il sistema del welfare futuro sarà un sistema che cambierà radicalmente anche in conseguenza di quello che sta succedendo, della scarsità delle risorse di fronte alle quali ci troveremo nel giro di poco tempo. Un sistema che oggi è un sistema di sostegno verticale, e dovremo trovare il modo di arrivare a trasversalizzarlo e a trovare una sorta di welfare orizzontale che poi veda il coinvolgimento delle varie associazioni di volontariato che lavorano sul territorio, le quali in prima persona possono offrire determinati servizi per ridurre i costi, perché altrimenti non arriviamo a dare copertura dei servizi di cui oggi i cittadini comuni, i cittadini veneti hanno bisogno. Da assessore di centrodestra vede il governo andare avanti per una strada tanto diversa e aggiungo, è una questione di centrodestra e centrosinistra o una questione più complessiva? Oggi vede un governo che è concentrato a parlare di riforme elettorali per coprire ciò che non sta facendo, cioè le riforme strutturali di cui il Paese ha bisogno. Oggi il governo Renzi è un governo che è in carica da 8-9 mesi, è un governo che doveva nel giro di qualche settimana portare a casa la riforma elettorale. Mi pare che la legge elettorale sia in alto mare. Doveva parlare di riforma del sistema fiscale e siamo fermi, doveva parlare di riforma della giustizia e siamo fermi. È un governo che non è stato legittimato dal voto popolare, oggi ancora incredibilmente i mass media, buona parte dei mass media a livello nazionale stanno dando un risalto al Presidente del Consiglio, che ha delle capacità comunicative senza ombra di dubbio formidabili, ma che poi dal punto di vista della sostanza credo stia facendo molto meno di tanti altri governi che hanno parlato meno e hanno fatto qualcosa di più. Il patto di stabilità quanto incide sul sociale? Il patto di stabilità è un qualcosa di deleterio e che è stata, tra virgolette, quella imposizione normativa che poi alla fine ha bloccato gli investimenti negli enti. La Regione ne paga le conseguenze, come ne stanno pagando le conseguenze soprattutto gli enti locali, e questo ha bloccato gli investimenti infrastrutturali. I piani triennali delle opere pubbliche di tutti gli enti hanno visto drastiche riduzioni. Il patto di stabilità impone agli enti di spendere solo i soldi che hanno in cassa e quindi ha ridotto quelli che sono gli investimenti. Io ritengo che se andiamo avanti di questo passo, nel momento in cui gli enti arriveranno a dismettere i propri beni patrimoniali e fare cassa attraverso questi, oppure a trovare le proprie entrate attraverso la realizzazione degli accordi di programma pubblico-privati con i piani degli interventi, quando termineranno questi percorsi, che poi sono percorsi che possono essere realizzati una volta e non di più, allora effettivamente ci sarà una maggiore difficoltà a chiudere il bilancio. Cosa si farà? Io credo che se l'Europa non ci dà l'opportunità di muoverci da questa situazione non ne veniamo fuori. I fondamentali in Italia sono senza ombra di dubbio pessimi, negativi, e se dovessimo analizzare il bilancio del nostro Stato proprio dal punto di vista contabile ci rendiamo conto che siamo con le spalle appoggiate al muro. Quindi l'Europa deve avere un occhio di riguardo anche nei nostri confronti per far ripartire l'economia. In Europa ci diceva all'inizio che è andato il suo predecessore, Remo Sernagiotto. Sì. C'è un dialogo tra di voi? Siete, facciamo un paragone sportivo se vogliamo, come Prandelli e Conte, nel senso il successore parla con il precedente su com'è la situazione? O... Parlavamo quando eravamo colleghi in Consiglio regionale, parliamo quasi quotidianamente adesso. Tuttora, ecco, c'è questo contatto. Credo che abbia fatto bene come assessore ai servizi sociali e adesso si sta occupando di sociale, anche di sociale e di tematiche comunque importanti a livello europeo con grande competenza. Per far capire però a chi anche l'ha eletto, ci sono comunque punti di contatto continui, nel senso una sponda per determinati argomenti? Ho detto ci sentiamo quotidianamente, ma non solo per salutarci e per chiederci come stiamo reciprocamente, ma soprattutto perché la sinergia che possiamo attuare tra Regione e Europa credo poi possa portare un beneficio ai cittadini veneti. Ecco, se dovesse dare appunto non dico di dare un voto a Sernagiotto, ma sostanzialmente un intervento particolare che abbia fatto Sernagiotto negli anni precedenti, del quale sente il beneficio in questi mesi in cui sta operando? Remo è stato un assessore rivoluzionario, ha voluto porre fine un po' alla gestione tipica che si è avuta diciamo in passato, rivoluzionando il sistema, pensando di programmare il settore dei servizi sociali. È stato capito
da tanti e da altri ovviamente quelli che beneficiavano del sistema che ha sempre vissuto in regione è stato osteggiato. Io ho capito la lungimiranza che ha avuto nello svolgimento del proprio ruolo e credo che i benefici degli investimenti e delle politiche programmatorie che ha portato avanti il collega Sernagiotto ce le ritroveremo nel giro di qualche anno. Si tratta di rompere col passato sostanzialmente. Ma non di rompere in passato, perché non si tratta di criticare chi ha preceduto Sernagiotto, sia chiaro, qua si tratta di voler rompere con un sistema che è sempre stato un sistema imperante a livello nazionale, regionale, di gestione del potere. E quindi questi sono aspetti che nel breve periodo rischiano di non essere capiti, ma nel lungo periodo portano i benefici. Soprattutto un lungo periodo che tuttora attende è quello, come si diceva all'inizio, un periodo purtroppo di crisi che insomma, è perdurante anche per i prossimi mesi in particolare. Non sono previste diciamo, grandi cose, più che altro una gestione dell'esistente, questo è un po' la... No, ma io nell'ambito della gestione dell'assessorato ritengo di poter portare a casa 3-4 riforme importanti, quelle delle scuole paritarie che comunque è un diciamo, obiettivo che abbiamo raggiunto, ma poi c'è il discorso della retta media dei CEOD che è un altro aspetto importante, alcuni aspetti importanti dal punto di vista della realizzazione di progetti sperimentali per quello che riguarda l'alleggerimento dei CEOD attraverso l'utilizzo delle fattorie sociali, delibera della non autosufficienza, che è una delibera del fondo della non autosufficienza che è importantissima, che vorrei portare all'attenzione della quinta commissione nel giro di qualche settimana, mi riferisco ovviamente a quella del 2015. Sono una serie di cose che possono essere realizzate da qui alla fine del mandato. Il resto credo la riforma delle IPAB, quindi delle case di riposo, è un qualcosa che è in cantiere da tempo ma che farà fatica ad essere ultimata da qui a fine legislatura. Ci sono queste tematiche che a mio avviso devono essere concretizzate, portate avanti, oltre al fatto che possiamo comunque trovare il modo di finanziare anche gli enti che fanno riferimento alla tabella B con dei contributi di cui possiamo beneficiare, quindi questi sono aspetti che comunque consentono la sopravvivenza a queste importanti associazioni riconosciute dal punto di vista legislativo e quindi consentiamo loro di fare attività quotidiana sul territorio a favore dei loro associati e poi noi stiamo programmando questi altri aspetti in concomitanza e in sinergia, in accordo con la sanità, perché la commistione tra il settore dei servizi sociali e della sanità è molto vicina. Tematiche che noi trattiamo a volte sono tematiche anche che non possono diciamo, precludere la condivisione dell'assessorato alla sanità della Regione. 2 minuti scarsi alla fine della prima tranche insieme. Un tempo perlomeno per abbozzare qualche dettaglio maggiore sulla riforma del fondo per la non autosufficienza. Cosa dovrebbe portare particolarmente come caratteri questa riforma? No, noi siamo strettamente legati diciamo, allo stanziamento dei fondi che il governo mette a disposizione, lo Stato mette a disposizione. È una delibera che poi alla fine determina una fetta importante del bilancio a favore di persone che versano in condizioni di grande difficoltà e quindi è un po' il nucleo centrale di discussione che avviene tra la Giunta e il Consiglio in fase di predisposizione del bilancio e in fase di approvazione della delibera. Quindi sono tematiche che sono state trattate a più riprese, in più modi e più approfondite, quindi da parte mia non c'è la volontà di portare un atto e pensare che quell'atto sia indiscutibile, ma parlare dalle quote sanitarie e quant'altro sono tutte tematiche che vorrei dibattere con i colleghi per poi insomma, riuscire a trovare non un consenso unanime perché comunque è pressoché impossibile, ma comunque una buona condivisione e dimostrando di avere rispetto nei confronti di un organo che è quello consigliare che poi alla fine deve dare l'indirizzo programmatico alla Giunta. E in questo c'è la speranza di farlo in pochi mesi sostanzialmente? Sì, lo facciamo, abbiamo già pronta la delibera, quasi pronta, la stiamo predisponendo, comunque nel giro di qualche settimana riteniamo di poterla portare all'attenzione della quinta commissione. Questa è la prima parte della chiacchierata con l'assessore Davide Bendinelli alle politiche sociali del Veneto. Tra poco torneremo a parlare con l'assessore per la seconda tranche e cominceremo a parlare di carceri. A tra poco.
Nuovamente buongiorno, ben ritrovati a 7 in punto, seconda parte della chiacchierata con l'assessore Davide Bendinelli, assessore delle politiche sociali della Regione Veneto. Dicevamo poco fa carceri come argomento in senso generale, perché una delle altre attività inserite è quella del reinserimento sociale e operativo dei detenuti. Ma sì, ovviamente tra le competenze dell'assessorato ai servizi sociali, che è un assessorato che dispone di un bilancio molto importante, abbiamo deciso di stanziare 400.000 euro a favore di progetti che prevedono la rieducazione e il reinserimento dei detenuti nella società civile, sia detenuti minorenni, che detenuti ovviamente ordinari. È stato anche in parte criticato questo, ma io credo che comunque rappresenti un investimento rispetto a un bilancio molto importante che non vada a modificare diciamo, quelli che sono gli equilibri del bilancio e dello stanziamento delle risorse, però credo che sia fondamentale per rispetto di quelle persone che hanno comunque sbagliato e che comunque loro hanno il diritto di essere reinseriti nella comunità e noi abbiamo il dovere comunque di provare a trovare il modo di rieducare queste persone. Lo facciamo anche in un'ottica, perché c'è il problema anche che i carceri sono sovraffollati, il fatto di pensare di fare progetti che comunque rappresentano un investimento per il futuro come quello dell'approvazione di questa delibera e dello stanziamento di questi fondi ha questo obiettivo. Padova, il carcere di Padova è un po' un esempio direi internazionale, non soltanto nei confini italiani, ma è l'unica perla del Veneto o ci sono altre carceri che stanno agendo bene? Ma io credo che il sistema delle carceri venete si sia evoluto. Padova rappresenta sicuramente un punto importante di riferimento per progetti rieducativi, per la struttura stessa, ma credo che anche Verona e altri carceri in Veneto comunque diano determinate garanzie. Poi la differenza ovviamente lo fa il personale deputato al reinserimento e alla rieducazione. Comunque, la volontà di dialogare c'è, ovviamente noi non entriamo nel merito di quelli che sono stati i reati commessi, sia chiaro, perché questa è una cosa che compete alla magistratura e noi non ci interessa, però il fatto di mettere nelle condizioni i detenuti di impiegare il tempo che hanno a disposizione anche per studiare e per lavorare credo sia un qualcosa di importante. Abbiamo parlato nel corso del nostro incontro fino adesso di un paio di interventi, un intervento da 42 milioni, quello per gli asili nido, da 400 mila euro per le carceri, altri interventi che si inseriscono diciamo, tra un estremo e l'altro. Diciamo che nel corso delle ultime settimane abbiamo approvato in giunta il finanziamento di un progetto che è quello del trasporto per le persone svantaggiate. Sì. I pulmini. I pulmini, quelli che noi conosciamo più comunemente come i pulmini. Abbiamo stanziato 980.000 euro, però abbiamo voluto cambiare marcia rispetto al passato. Cosa abbiamo detto? Abbiamo detto vogliamo agevolare il trasporto per persone svantaggiate utilizzando pulmini, mezzi già esistenti. Abbiamo dato l'opportunità alle varie associazioni che si occupano di volontariato, agli enti locali di associarsi, di consorziarsi, di presentare un progetto alla Regione che prevede il trasferimento e il trasporto di persone che presentando l'ISEE dimostrano di non avere la possibilità di beneficiare di trasporti privati, vedi taxi o altri mezzi, e mettergli a disposizione queste risorse per pagare questo servizio. Dopo diamo l'opportunità anche a queste associazioni di poter beneficiare di contributi che arrivano fino al 50% del finanziamento massimo previsto per la realizzazione di questi progetti, quindi credo che siano attorno ai 70.000 euro, per l'acquisto di mezzi che poi alla fine devono servire per il trasporto di persone svantaggiate. È una riforma innovativa rispetto a quello che era il finanziamento classico dell'acquisto di pulmini da parte delle associazioni, che ha voluto ovviare un po' a un sistema che è stato importante in passato ma che se fosse proseguito in futuro avrebbe rischiato di diventare anche un sistema di finanziamento un po' clientelare. Qui si tratta di spendere meglio le risorse, pensiamo che di pulmini ne abbiamo dati parecchi, abbiamo contribuito all'acquisto di questi mezzi in maniera veramente forte in passato, adesso sfruttiamo quelli che abbiamo e facciamo qualcosa di concreto per i cittadini. 5 minuti ancora e un aspetto abbastanza delicato che si è trovato a affrontare recentemente, quello dell'Istituto di Ficarolo. Questa è stata una vicenda che mi ha provato sul piano personale, perché
Purtroppo quando ti ritrovi a una struttura che ospita persone con disagi dal punto di vista mentale e dove ti rendi conto che sono state arrestate 10 persone a giugno, sono morte 2 persone qualche settimana fa, dove di fatto l'accreditamento della struttura non è ancora avvenuto, dove abbiamo inoltrato la richiesta all'amministrazione degli istituti di Ficarolo di consegnarci dei documenti che non ci hanno consegnato, dove di fatto il direttore della struttura oggi è anche tutore di parecchi pazienti della struttura. Io credo che si siano verificate delle questioni di una tale gravità che necessitano da parte nostra una sterzata per lanciare un messaggio chiaro di gestione che deve avvenire con trasparenza e con rispetto, ovviamente. In primis per la salvaguardia dell'incolumità dei pazienti che purtroppo non hanno colpa di essere affetti da disturbi mentali e ovviamente in secondo luogo anche per garantire il lavoro con le persone che lavorano onestamente all'interno della struttura e che non possono vedersi private di un diritto che è quello al lavoro quando non hanno colpe. Quindi, ecco, una cosa che però molta gente temeva sostanzialmente è un po' la punta di un iceberg, è emerso oppure appunto è stato un caso isolato in qualche modo? No, è un caso isolato, è un caso isolato, quindi anche perché non ci sono strutture, fortunatamente non ce ne sono molte e quindi è un caso isolato. Dobbiamo far sentire la presenza di un'istituzione, dei principi e dei valori che l'istituzione deve portare avanti prioritariamente rispetto a qualsiasi sorta di decisione amministrativa. So che la magistratura sta indagando, mi auguro che svolga le indagini nel miglior modo possibile, che si possa fare luce e chiarezza su questi aspetti e poi si possa procedere a eliminare ciò che non di buono è stato fatto a livello amministrativo all'interno di questa struttura che era carente dal punto di vista dell'organico, mancavano infermieri, altri dipendenti che erano stati assunti per svolgere determinate funzioni facevano dell'altro, addirittura pulizia o giardinaggio, quindi è un qualcosa che mi ha fatto un po' rabbrividire da un certo punto di vista. In questo caso la politica può intervenire in qualche modo? La politica è già intervenuta, la Commissione è stata chiara e perentoria, hanno dato mandato alla struttura, all'assessorato di chiedere il commissariamento giudiziale della struttura alla magistratura, un po' come è avvenuto per la ThyssenKrupp, no? Visti i fatti gravi che sono successi, e dall'altro abbiamo dato 30 giorni di tempo sempre all'Istituto di Ficarolo per ultimare le pratiche di accreditamento, trascorsi i quali, qualora non dovessero adempiere a tutti gli aspetti burocratici del caso, provvederemo d'ufficio a svuotare la struttura e alleggerirla, perché ci sono 250 pazienti e oggi non abbiamo la garanzia che questi possano essere trattati come devono. A 2 minuti dai saluti guardiamo un po' avanti in altro modo, se vogliamo, giocando un attimo. Mettiamo di essere a settembre dell'anno prossimo, starà intervistando il consigliere regionale Bendinelli o qualcosa in più, oppure pensa di ricandidarsi a consigliere? Io mi ricandido come consigliere, sì. Spero di poter essere eletto, spero che la coalizione di cui farò parte, che sarà la coalizione che comunque vedrà candidato come presidente l'attuale presidente della giunta regionale Luca Zaia, possa rivincere le elezioni. Io credo che comunque, come in tutte le campagne elettorali, non si debba mai dare per scontato l'esito del voto. Credo ci siano, nonostante gli equilibri non siano quelli del 2010, ci siano delle buone possibilità per riaffermare in Veneto la coalizione di centrodestra. Poi dobbiamo fare una riflessione politica anche all'interno di Forza Italia, perché credo che sia difficile per un cittadino veneto votare Forza Italia oggi se non ci diamo una linea politica e un progetto politico a favore dei cittadini veneti per il prossimo futuro. E con l'NCD come sarà il rapporto? Il rapporto personalmente è buono. Potrebbe riunirsi questa io ritengo, e lo ribadisco, l'ho già detto più volte, che in una partita difficile come quella che affronteremo l'anno prossimo il centrodestra si debba ricompattare. Se l'NCD condividerà il programma che noi con la Lega predisporremo per l'anno prossimo, perché non farli restare in partita. Io sono personalmente convinto che oggi politicamente sia necessario e fondamentale farli rimanere in partita con noi. Riunire quindi le due anime. Sì. Grazie dunque a Davide Bendinelli, prego. Buona giornata. Grazie a voi. Grazie. A tra poco con voi per la seconda parte di 7 in punto, ancora su temi politici.